È stato celebrato a Palazzo Ferrofini, nella sede del Consiglio regionale del Veneto, il giorno del ricordo, istituito nel 2004, una solennità civile nazionale calendarizzata il 10 febbraio di ogni anno per ricordare il dramma storico che ha visto coinvolti circa 350.000 italiani di Istria, Fiume e Dalmazia, con la cessione delle loro terre alla Jugoslavia del generale Tito, a seguito della firma dei trattati di pace di Parigi, datati 10 febbraio 1947. Il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Massimo Giorgetti, sottolinea come, attraverso questo evento commemorativo, il Parlamento veneto ricorda doverosamente uno dei maggiori drammi storici del secolo scorso, che troppo spesso è stato consapevolmente dimenticato dall'intero paese. In Consiglio la celebrazione è stata non formale ma sentita. E l'abbiamo fatta in una maniera poco formale, ascoltando direttamente dalle voci dei protagonisti, a loro malgrado, di quei tempi. E devo dire che vale molto di più di tante pagine scritte, sono cose che rimangono nel cuore, e il religioso silenzio con cui tutti i capogruppo di maggioranza e di opposizione hanno ascoltato queste cose credo che sia la più grande testimonianza a nome di tutto il popolo veneto della nostra attenzione e vicinanza ai profughi e agli eventi di quegli anni. Questo è un po' un risarcimento morale per noi esuli, è un riconoscimento della sofferenza che è stata fatta e quindi il Consiglio Veneto oggi con questa cerimonia, perché la chiamo proprio cerimonia, ha voluto sottolineare che finalmente tutti hanno capito il nostro problema. In particolar modo il Veneto, noi ci sentiamo veneti, il leone di San Marco è stato da sempre il nostro simbolo. Tutta l'Istria e la Dalmazia sono cosparsi di leoni di San Marco e le pietre parlano chiaro, ecco, le pietre parlano Veneto.